다들이 뭐람 제모티 Chiedo, 시집에게 chiedo una conferma anche da chi ci segue per l'Italia se il mio audio 달랴 arriva 베베 pulito e chiaro. Grazie. 경고인 계획에서 Oggi vorrei 관심 붙여다 offrire i miei 전에 saluti a 뭐 tutti coloro 강화도 che si 상이 sono radunati 유배 qui per il 에 40° 계획이 Cantremollam, 소소하다 in 온다는 particolare Sua Eminenza Gyaltsab 에 Rinpoche, Surnan Rinpoche, 조직이 누이데 i vari 주마다 Tempo, 주마도 Tulku, 자나 Lama, 지 초다 monaci, monache, tutti gli 텔레바 amici 비리빈다레 speciali, 다나 신기 monaci e monache, tutte le persone che fanno parte del Sangha, che vengono da varie parti del mondo, 네 tutti i tibetani che sono qui 다시베다 섬주시아이 e tutte le persone che sono venute dalle altre parti del mondo, a voi tutti i miei più sinceri 다 되네요. saluti. 가장确实就是给的措施驱逐面拿了呢，那确实不的，你全部的开枪也不送一百。他的 Ieri 他 abbiamo 俩呢，那 parlato 咱们得是许量上才送。della compassione, 他提我先别给学 compassione 我的 come 人拿 terzo 了呢，punto dei 你 sei 全部的，punti menzionati 他 negli 开始为的你 insegnamenti 是 di 人不 Dusan 送了，Tiempa. 呢，他是你全部 La 的，grande 那给 compassione. 他连了不起，买不起，给了钱都是个来还不起，你才来上 La 送的。compassione, così come è insegnata nel 这当当然了，这说了不 Mahayana, 拿了了，è 你是三 difficile 个 da 的就是三 sviluppare 个这马贝呢，mm, 那什么叫他 nel 们 nostro 说的 flusso 是的，mentale. 上不起来，你是个也不对，那俺就马起心里了。Abbiamo una definizione che viene da 但 tutte le 对俺这个这个那些讲的，scritture 真正是 che 的话 dice 呢，che la 你是 compassione 拿 è 了 il 呢，你是给 desiderio 给了一 che 那是 tutti gli 给 esseri 到到 senzienti 了 siano 到了 liberi 上 dalla 不起的 sofferenza. 那些程度，Oggi 那咱 parleremo 下面 da 俺这 una 个讲的 prospettiva 呢，错 leggermente 米了，diversa. 错那米了，送给他呢，继续拿上不起送。Io vorrei 错那米了，送给他 partire 几多钱钱，那俺这里 da 的。 alcune 你是啥？considerazioni che 你这个 riguardano 这个 tre 叫大大米 diversi 肉的人团，tipi 俺这 di 俺 emozioni, 都平面都上不了钱送。tre 说 sentimenti, tre 送不的卡来卡去 emozioni, 去一下，俺那让 provando a 几个人 portare una luce che 你 viene 这 da una 上 prospettiva 让说是给开边几个上上 diversa. 角吧，Questi 上 tre 天天的 sentimenti 错的，sono 俺那场面开 l'egoismo, 两个错啊，这当当然先下山的 di 上线下的，pensare al nostro 错 interesse, 哪了几个了吧，上了几个了吧，哦，这是送不的， come 说 secondo il 送的。sentimento di solitudine, 但这送不的俺俩就挺 e 啥 il 的，terzo, ciò che 你是 riguarda 操练拿 l'empatia 了 e la 的呀，simpatia. 不 Questi, 然 questi 以 tre 后啊，这 sentimenti. 送不的， Oggi parleremo di 给 questi 别 tre, 拉血的这 per 当，arrivare a una 俺俩以 comprensione 为 più profonda di che cosa si intende 别当都下 effettivamente 的 con il 不的，termine compassione. 但俺这能云团那得是几个要么的嘛 E 东西 sono 呢， sentimenti che noi 说这个 incontriamo 嘛天嘛，regolarmente, quindi ho 你这 pensato 不 di 如的呀，你 partire 这把什么 da 也不起， qualcosa che sia più 他不 attuale, 如 più 这 moderno. 你给啊，Noi 这 abbiamo, allora, partiamo dal 俺能 primo 这把起 punto 码 che è 肯定就是啥 quello 呢？ 俺就想了呀， mm, 错天送给过 del 了， rapporto 啥 che 的 c'è 来 tra 上。 compassione e egoismo. 他当不的，年纪的让 Nella 你 società 让自己， odierna quasi 他 tutti noi siamo egoisti, possiamo 他 vedere 让 questa 自己想的， emozione, 他等于过去吧，那些 la 让自己那能过 centratura 了呢， rivolta a noi stessi 想那 nelle 些 relazioni umane, 说是给你开 nell'economia, 边 in 就过了上班 politica. 完了吧，Tutte 哦， le 他的， scienze sociali 哦， sono costruite 给谁不是呢？su, 图啊， su 他们 queste 这个， fondamenta di un 这个这个啥的， egoismo. 肯定他经常给制造拿了了 Quando 呀， sentiamo 这些 parlare per la prima volta di 马起 egoismo, 的，俺 sembra 让自 che 己 ci 给俺 sia 这是那边那 una 个要不 specie di 当然心给 contraddizione 你 con il 的 termine 你不如这 compassione, 把钱当当， ma 当然 quando ci 心给 pensiamo 别人就是我的就自己说 attentamente 完了说吧，听这个他就制 è 造了拿 interessante 了不起， guardare a 让 questo, 天 portare 津 una lente di 跟不 ingrandimento 起 sul 托呢， rapporto 就 fra 对不起差了的， egoismo e compassione. Quindi è 听 importante 这个让 chiedersi, 天津啥 l'egoismo 的 e la 好的啥的 compassione 就是啥 hanno 呢？你 effettivamente 这 una 全部的这不是 connessione? 俺买的不得不， Che relazione hanno fra di 这 loro? 不买 Sono 的 in 给了他都上不 contraddizione fra 起 di 的上 loro? 面呢， Ecco, 不应 queste 该 sono 花 le 钱的呢 domande 说 che è 是要的呀， importante porsi 但以那 oggi. 样。听我说了呀，让经济的年纪不如了，这把要的都要嘛的，是吧？听你干的来的嘛的是那边 Sembra 想 che ci sia una contraddizione, vero? 啊，这当让经济的 C'è 你是 una 的，这 qualche 个就 connessione. Vediamo 让他的 di 去， investigare, di analizzare 你 bene 看了 questo 来的不能 punto. 给什么的呗，城里的城里的，你干到这不掐的要的，
Da un certo punto di vista, sì, sono in contraddizione, certo. Come un po' come dire la differenza tra la pianura e la montagna. Ma in realtà, sebbene l'egoismo e la compassione siano opposti da questo punto di vista, dal punto di vista così superficiale, a prima vista, diciamo, in realtà sembra che abbiano la stessa fonte. Entrambi iniziano dallo stesso punto, dallo stesso punto di partenza. Dal momento in cui nasciamo abbiamo naturalmente un sentimento di una sensazione spontanea che è il desiderio di essere felici. Possa io essere libero dalla sofferenza, possa io essere felice. Quindi l'egoismo fa parte della nostra natura umana di base. Questo è chiaro, evidente a tutti, e si manifesta proprio con un desiderio forte di ricercare la felicità e altrettanto desiderio forte di evitare la sofferenza. Tuttavia, se e altro sono separati quando noi nasciamo, quando ci manifestiamo in questo mondo, c'è un senso del sé e c'è un senso dell'altro molto forte, c'è una separazione dualistica precisa, forte, chiara. Quindi la compassione in realtà può essere attivata espandendo questo senso dell'io. Quando arriviamo alla comprensione che anche gli altri esseri, così come io voglio essere felice, anche gli altri esseri vogliono essere felici. Così come noi vogliamo essere liberi dalla sofferenza, anche gli altri esseri vogliono essere liberi dalla sofferenza. E quindi dobbiamo allargare il campo di azione, il campo di interesse, il punto di vista. E quindi questa comprensione si espande e diventa, se vogliamo metterla in parole, diventa una cosa di questo tipo. Possa anche tu essere libero dalla sofferenza, possano anche gli altri essere felici. Quindi partendo da una sensazione di sé molto forte, possiamo sviluppare amore e compassione verso gli altri, espandendo il nostro obiettivo, la nostra visione. Quindi dobbiamo cominciare, dobbiamo dare un senso positivo a questo senso del sé. Questo senso del sé di per sé non è negativo, è ciò che ci mantiene in vita e dobbiamo semplicemente allargare il raggio d'azione attraverso l'empatia, la simpatia, eccetera. Questo è un punto chiave. Quindi non si tratta di eliminare l'egoismo, l'egocentrismo, ma si tratta piuttosto di espandere la portata di questo Dio. Come dovremmo farlo? Invece di negare l'io, dobbiamo essere capaci di usarlo bene, vedere gli aspetti positivi di questo atteggiamento egoistico oppure egocentrico. Quindi attraverso l'amore per noi stessi possiamo sviluppare l'amore. Noi tutti sappiamo che cosa significa stare bene, che cosa significa essere felici, che cosa significa amarsi, che cosa significa evitare la sofferenza. Dobbiamo partire quindi da questo sentimento e iniziare a metterci nei panni delle altre persone. Anche quella persona laggiù sta sperimentando la sofferenza ed è sola. Anche loro stanno aspettando che qualcuno rivolga a loro un po' di attenzione. Anche gli altri stanno aspettando che qualcuno si accorga di loro e anche gli altri desiderano essere felici, così come noi. Pensando in questo modo, l'amore per noi stessi, questo atteggiamento egoistico ed egocentrico, può essere usato in modo positivo, in modo skillful, in modo abile, per mettersi nei panni degli altri e quindi sviluppare un senso di gentilezza amorevole e compassione. Potremmo dare un nome, potremmo chiamarlo egoismo illuminato.
Pensando in questo modo, quindi, con questa lente di un egoismo illuminato, possiamo vedere come un atteggiamento egocentrico che ci isola dagli altri, che ci separa dagli altri, in realtà è di danno. E invece un atteggiamento che espande la nostra consapevolezza verso l'altro è qualcosa di beneficio, è qualcosa che crea amicizia. Quindi in realtà è interessante vedere come questo senso del sé, di un sé separato, ci porta verso un sentimento di solitudine e quindi ci impedisce in realtà, è causa del proprio male. Quando noi costruiamo dei muri e ci separiamo dagli altri, siamo noi che creiamo questa separazione. Quindi, se noi usiamo questo senso del sé in modo illuminato, questo egoismo illuminato, come dice il Karmapa, noi possiamo, alimentando, coltivando questa espansione della coscienza, possiamo genuinamente aiutare le altre persone. Non solo, ma questo può portare noi stessi di ritorno della felicità, del calore, ridurre questo senso di separazione, il freddo della separazione. Possiamo contrastarlo con il calore dell'amicizia e quindi creare pace nella nostra mente. Pertanto, in realtà, realizzare il beneficio per noi stessi da una prospettiva a lungo termine precisamente ci permette di capire che cosa fa bene, che cosa è di danno e quindi applicando lo stesso modo di sentire, applicando la nostra esperienza pratica, possiamo essere di beneficio agli altri. E questo è prasna abile, sono i mezzi abili. Quindi non rinunciare a se stessi, questo senso del sé non è qualcosa che va ucciso, che va eliminato, un nemico, ma può diventare un alleato straordinario per sviluppare gentilezza, amorevole e compassione. Compassione quindi a molti livelli superiori oltre a questo, però questo è un punto di partenza che va considerato. Attraverso l'addestramento mentale, per esempio, il mind training, attraverso quello che si chiama Tonglen in tibetano, prendere la sofferenza degli altri su di noi e dare la nostra felicità agli altri, questo è un altro modo per coltivare la compassione e sviluppare la gentilezza amorevole. Quindi, gradualmente il processo in realtà è quello di sgretolare, rompere questo muro, questa separazione tra io e altro, tra io e te. E alla fine, sviluppando la gentilezza amorevole e la compassione, questo può diventare così facile, può essere un apprendimento, un'abitudine che si è coltivata, può diventare così facile come il respiro, come respirare, una cosa che facciamo spontaneamente, naturalmente. E realizzare il beneficio per gli altri non è quindi una questione di sto facendo una buona azione. Non è semplicemente un gesto di carità verso qualcun altro, ma è semplicemente una cosa che deve essere fatta. Così come io mi occupo di risolvere la mia sofferenza, se posso, farò in modo di risolvere la sofferenza di lenire, la sofferenza degli altri e così via. Quindi questa propensione verso il fare ciò che deve essere fatto, non importa se è il mio bene o bene degli altri, questo senso di attaccamento al sé viene sgretolato, viene sciolto. Il risultato di questo è che sorgerà spontaneamente nel nostro flusso mentale una pace vasta, profonda armonia. Magari una pace, un'armonia che non abbiamo mai sperimentato prima. E questo può accadere spontaneamente, direttamente. Quindi in breve, l'egoismo e la compassione non sono nemici,
L'egoismo è un po' come l'argilla non cotta e la compassione è come una bella pentola plasmata dall'attività dell'artigiano, colui che possiede la braccia. Quindi non dobbiamo vergognarci di avere pensieri connessi con l'egoismo. Dovremmo vedere che al suo interno c'è un potenziale prezioso, c'è un potere molto forte, che è il desiderio di cercare la liberazione dalla sofferenza, il desiderio di perseguire, di ottenere, di sperimentare la felicità. Quindi partendo dal lottare, non stiamo lottando solo per noi stessi, ma in questo modo, quando abbiamo scoperto ciò che è di beneficio, possiamo espandere questo al bene di tutti gli esseri. Gradualmente questo amore caldo e gentile possiamo espanderlo alle persone attorno a noi e poi gradualmente espandere questo senso, questo calore, questo amore verso tutti gli esseri che sono infiniti come lo spazio. Per esempio, il secondo punto riguarda quello della solitudine, quindi un primo punto era c'è una relazione tra egocentrismo e compassione, Karmapa l'ha appena spiegato, certo che sì. Il secondo punto riguarda la solitudine. Spesso noi sperimentiamo un sentimento di mancanza di amici, di solitudine e se andiamo a vedere l'origine di questo sono dei pensieri del tipo nessuno si preoccupa di me, nessuno è gentile con me, non valgo nulla perché nessuno mi dà attenzione. Ma questo sentimento di mancanza di amici, questo senso in realtà non proviene dall'esterno, non proviene dal fatto che non c'è nessuno attorno a noi, ma viene dal fatto che noi da soli ci siamo chiusi, rinchiusi nella nostra mente, abbiamo creato un guscio dentro il quale ci siamo rifugiati. Quindi supponiamo, per esempio, che qualcuno costruisca un muro, un alto muro, e ogni giorno presta attenzione solamente al proprio stato emotivo, pensa continuamente alla propria sofferenza, si attacca fortemente all'idea di essere speciale, anche se sta male, si rinchiude all'interno di questo guscio protetto da questi muri enormi e giorno e notte continua a guardare ogni crepa del muro, ogni angolo del muro, ogni dettaglio del muro, ogni difetto del muro. Quindi più da vicino, se noi guardiamo a questa situazione con attenzione e sentiamo questa solitudine, vediamo che questa un po' è una sensazione diffusa nel mondo. C'è questa tendenza a costruire muri, barriere, separazioni, confini e questo produce isolamento, solitudine. Questi muri ci proteggono da tutto ciò che di buono può venire dall'esterno, dei suoni, la luce, il calore. A questo punto, naturalmente, ci sentiamo senza noi. Quindi questo muro è la causa della solitudine, questo muro che noi abbiamo costruito è la causa della nostra sofferenza. In questo senso, l'isolamento e di solitudine. Ed è qualcosa che abbiamo costruito con le nostre mani, è difficile da demolire, perché pensiamo che sia reale, invece l'abbiamo costruito noi. A volte quando noi ci chiediamo ma qual è il significato dell'esistenza, qual è il significato della vita, perché devo sperimentare questo tipo di sofferenza? È un po' come se noi fossimo su un palco e abbiamo i riflettori sempre e solamente puntati su di noi e non riusciamo a vedere nient'altro, tutto il resto è nel buio. Quindi in questi momenti la cosa più importante è girarsi, guardarsi intorno e scoprire che non siamo soli, anche le altre persone soffrono come noi. Bisogna demolire questo muro che abbiamo costruito e invece di fissarsi sui piccoli problemi della nostra mente, sul nostro sfruttamento, sulla nostra sofferenza, la nostra tristezza, la nostra solitudine, bisogna ampliare la nostra prospettiva e guardare verso l'esterno, guardare la vita reale, a ciò che possiamo realizzare e che dobbiamo realizzare.
a ciò che possiamo fare assieme alle persone intorno a noi. Per esempio, proviamo a mostrare un po' di amore, proviamo a dimostrare e a dare un po' di gentilezza nella vita reale, invece di aspettare che siano gli altri a fare il primo passo. Questo non è difficile. Basta partire da alcune cose molto semplici. Vediamo se possiamo prenderci cura di un vaso di fiori, oppure partecipare a un'attività di volontariato, oppure assumerci delle responsabilità all'interno della comunità in cui viviamo, piuttosto che pensare di essere al centro del mondo intero. Quando entriamo in un grande fiume, nel grande fiume della vita reale, anche se non possiamo eliminare completamente il senso di mancanza di amici, questo senso di solitudine, di isolamento, questo sentimento nel momento in cui noi entriamo in relazione con il mondo che ci sta intorno si sgretola, diminuisce, un po' alla volta si scioglie, si scioglierà. Quindi anche se non riusciamo a eliminare completamente questo senso di isolamento, di solitudine, comunque agire in questo modo ci aiuterà a ridurlo, alleviare questa sofferenza, questo senso di separazione. Il terzo punto riguarda l'empatia, la compassione empatica. Che relazione c'è fra empatia e compassione? Così come è spiegato nelle scritture del Mahayana, suscitare la compassione, generare compassione autentica non è facile. Proviamo a vederlo da un punto di vista un po' più moderno. Quindi la compassione non è solo un sentimento di cura nei confronti degli altri, ma è un desiderio profondo guidato da prasna, dalla sapienza. È un'azione volontaria, autoispirata. Abbiamo ascoltato degli insegnamenti, abbiamo visto quanto importante è la compassione, la gentilezza, l'amore, loving kindness and compassion. Quindi sappiamo del valore di queste cose e quindi utilizziamo questa conoscenza per approfondirla. A volte c'è il pericolo di confondere la compassione con certi sentimenti, con certe azioni, come con pietà, con pietismo. Faccio una buona azione, faccio qualcosa per qualcuno. C'è il pericolo di confondere la cura per gli altri con la compassione. L'empatia è quando, questo sentimento empatico, è quando sorge un sentimento di risonanza con l'altra persona, come se la sua sofferenza fosse la mia sofferenza. E quindi c'è un soffrire insieme, sento la tua sofferenza e da questo sentire parte il desiderio di alleviare, aiutare a risolvere il problema della sofferenza. Quindi la compassione, è ovvio che c'è una relazione tra la compassione, così come noi la intendiamo, come bodhisattva, il desiderio che dal punto di vista ultimo gli esseri siano liberi dalla sofferenza. È ovvio che c'è una relazione, basta partire dalla nostra esperienza. Quindi ancora una volta il tema centrale è quello di ridurre questa separazione dualistica fra io e altro. Quando noi sentiamo un sentimento del tipo mi dispiace per te, e quando pensiamo queste cose o diciamo queste cose, mi dispiace per te è una frase che esprime una separazione dualistica. Ci può essere addirittura una sfumatura di arroganza in questo, un senso di distanza, di separazione. Provo della pena, mi dispiace per te. Capite dove sta il problema? Ma quando sorge una compassione autentica, genuina, non è una relazione di questo tipo. Sento la tua sofferenza come se fosse mia e quindi sento il desiderio profondo di risolverla.
도나 지 팅신기 닌지다 딘중도 다와 인중도 카체더 메벤 대남 사무주의에 대해 같이 세버치샤 E questo sentimento noi cominciamo ad espandere questo sentire autentico nei confronti delle persone che sono attorno a noi, quindi delle persone vicine, i nostri amici, i nostri parenti, le persone con le quali abbiamo una relazione particolare. Però dobbiamo pensare che in realtà tutti gli esseri sono stati nostre madri e quindi abbiamo una connessione con tutti gli esseri, una connessione profonda con tutti gli esseri. Un altro pensiero importante su cui riflettere è l'interdipendenza. Noi possiamo vivere e sopravvivere da soli e quindi, in un certo senso, non essendo separati dagli altri, dobbiamo prendere cura degli altri per fare i nostri bene. Cioè il nostro bene non è separato dal bene degli altri. Ancora una volta, l'ostacolo principale è questa separazione dualistica io-altro. Quindi è difficile generare una compassione autentica, cioè, nel senso appena detto, appena spiegato, ma abbiamo gli strumenti per farlo, abbiamo gli strumenti che sono le scritture, dei punti di riferimento importanti. Proviamo a pensare quali sono gli ostacoli per sviluppare la compassione nel nostro giorno. Proviamo a pensare quali sono invece le opportunità per sviluppare la compassione. Il primo ostacolo per sviluppare la compassione a volte noi siamo stanchi, esauriti, siamo stanchi di sentire la sofferenza degli altri. Quindi a volte possiamo sentirci travolti dalle sofferenze del mondo, dalle difficoltà che sono attorno a noi. E questa è un'era tecnologica, le informazioni girano velocemente. Ci sono troppe informazioni, tutti i giorni, sono notizie che riguardano tutte le difficoltà del mondo, di cosa accade in tutte le varie parti del mondo. Un po' come se queste informazioni fossero una grandine su di noi. Ci sono molte situazioni. Noi sentiamo di queste sofferenze tutti i giorni, quindi siamo travolti da questo. Questo è un ostacolo. Siamo bombardati da tutte queste notizie. E quindi il nostro cervello deve in un qualche modo proteggerci. Quando ci sono dei problemi anche molto gravi, tragedie, immediatamente è un po' come se il nostro cervello mettesse in atto un sistema di difesa per proteggerci da tutta questa, proteggersi e proteggersi da tutta questa sofferenza. Sono delle cose orribili che stanno accadendo. La nostra mente è travolta da tutto questo e quindi non abbiamo la capacità di starci dietro. C'è un termine, empathic fatigue, cioè un affaticamento, una crisi che deriva da un eccesso di empatia. Anche questo va messo in considerazione. La nostra mente, il nostro cervello ha un limite, c'è un limite di sopportazione per quanto riguarda tutta questa sofferenza. Anche questo dobbiamo tenerne conto.
레베 나노 마숑부지 레베 쇠모도 부지지 되는 갈리갈리 고 갈리갈리 레바 쿠랑쿠랑기 E quindi 수수부지야기 la situazione è che il nostro 유버디 cervello fa 오체 인도사 아니 fatica 갈리갈리 가서 소화면 e quindi 님도 per 지금 proteggersi 이게 il nostro 윤세님한테 cervello mette 가르쳐서는 in atto dei meccanismi che 파타유 limitano. 파타유에 천하신주사는 가르쳐서는 나중에 E 그때가 quindi 선물링 내다다 지금 tendiamo 개념 a creare 상황은 dei muri, delle 통과하고 protezioni per sopravvivere. 다다 다다디 Questa è la situazione del 가바라데 mondo in questo 나는 momento. 컴퓨터에 로그레데 진짜 유지 진짜 Quando noi guardiamo il 인식이 computer o il telefono, 인식균 통구여배 인도사네 왜 sappiamo 내저대당 아주 버롤래야 하고 attraverso il telefono, il computer, noi vediamo che cosa accade. 바다에 되게 차디 E questo crea una separazione in un qualche modo. Non abbiamo una connessione diretta, c'è una distanza creata dalla tecnologia, quindi non possiamo sentire effettivamente tutta la loro sofferenza. Quindi, e quindi è difficile anche interagire, è difficile anche rispondere a questo sovraccarico di sofferenza. Noi facciamo questo scrolling con il dito up and down per vedere le notizie. Oh, questo è successo. Quest'altro è successo. Quindi noi creiamo una certa distanza per ciò che accade e c'è una specie di disconnessione. Questo è un ostacolo. Il secondo ostacolo in questi tempi, in questa società, ciò che è considerato importante sono i bisogni individuali. C'è molta competizione con le altre persone e il livello di e anche c'è un privilegiare le azioni a breve termine, vogliamo un risultato immediato. A causa di questo abbiamo un senso di frustrazione, le cose che abbiamo fatto è importante pensare a quello che possiamo fare e quello che stiamo facendo. Quindi quando noi pratichiamo allora ci dimentichiamo che in realtà noi non siamo separati da queste persone, ok? Cioè l'utilizzo dei mezzi tecnologici crea una separazione, crea anche molta frustrazione perché c'è un overload, c'è un sovraccarico di informazioni di questo tipo e questo diventa un ostacolo, crea necessariamente un senso di isolamento per proteggersi. Allora, a causa di questo, ci chiudiamo nei confronti dell'esterno e ci preoccupiamo delle nostre cose immediate, come pagare l'affitto, come pagare il mutuo, i problemi dei nostri figli, come arrivare a fine mese. Quindi questo è un ostacolo, è un ostacolo. Quindi se noi siamo in difficoltà, come facciamo ad aiutare gli altri? Anche questo accade, anche questo è un pensiero che noi pensiamo e sviluppiamo. Come possiamo affrontare questo?
Quindi ci manca questa opportunità di agire, di interagire e di avere un senso di ricompensa. E quindi ci sembra che sia impossibile essere compassionevoli. E quindi ci sembra di perdere tempo. Tutti dobbiamo lavorare. Quindi siamo sempre lì indaffarati a fare un sacco di cose. Siamo in un qualche modo forzati a occuparsi dei nostri problemi. Quindi questo tipo di pensieri, io non posso fare niente, non è un mio problema. E questa società dei consumi in un qualche modo incoraggia questo, no? Per esempio, un altro problema è la pubblicità. Se noi guardiamo ai messaggi che ci arrivano, hai bisogno di questo per essere felice. Quindi tutta questa pubblicità incoraggia il nostro attaccamento, il nostro desiderio. Tu ti meriti questo, tu vali, e quindi devi avere questo. A causa di questo, il nostro desiderio aumenta. Questa pubblicità, questo modo di vivere aumenta il desiderio di attaccamento. E questo, ancora una volta, è un ostacolo alla compassione, perché ci spinge a pensare, io voglio questo, e non pensiamo a quello di cui hanno bisogno gli altri. Sta parlando. E poi ci chiedono di schiacciare il pollicione, i like, ci chiedono di sottoscrivere, iscriverci a questa pagina, eccetera, eccetera. Karmapa sta descrivendo quelli che sono gli ostacoli allo sviluppo di questa equanimità, empatia, compassione equanime. Sta descrivendo quello che noi sperimentiamo tutti i giorni e ci impedisce di coltivare la gentilezza amorevole e la compassione. È importante conoscere gli ostacoli, è importante conoscere il Dharma, è importante conoscere il valore della gentilezza amorevole e della passione, ed è importante anche distinguere le cose che ci aiutano e che non ci aiutano a sviluppare questo. Un'altra delle cose importanti ciò che è importante non è. Noi possiamo pensare che schiacciare un pulsante ai like su YouTube aiuta le altre persone, ma diventa più facile, diventa qualcosa che non va, diventa distorta l'idea della gentilezza, della compassione. Diventa uno spettacolo, diventa commerciale. Quindi in questa cultura moderna
È importante avere un atteggiamento ottimista, è importante riconoscere le cose che ci limitano, è importante conoscere le cose positive, è importante riconoscere la sofferenza, da dove viene il dolore, da dove viene, e riconoscere ciò che ci aiuta e ciò che non ci aiuta. Quindi ciò che bisogna perseguire e ciò che bisogna lasciare andare. Bisogna riconoscere le cose che hanno un beneficio a breve, medio e lungo termine, riconoscere ciò che è un messaggio positivo, ciò che è un messaggio negativo. Ci sono un sacco di condizionamenti, si parla spesso di energia positiva, energia negativa, una persona positiva, una persona negativa, e questo diminuisce la nostra capacità di praticare la gentilezza amorevole e la compassione. È importante, per Mapa ha descritto tutte queste cose per comunicare il messaggio che è importante riconoscere gli ostacoli per lo sviluppo della gentilezza amorevole e della compassione. Se non riconosciamo questo, allora la base per lo sviluppo della compassione manca. Ci sono un sacco di ostacoli. Ma in realtà possiamo dire così che ci sono meno, al giorno d'oggi, meno opportunità per sviluppare la gentilezza e la compassione a causa di quello che Karmapa ha appena descritto, e quindi ci sono più opportunità per sviluppare prajna, la saggezza discriminante, distinguere le cose così come sono, ciò che ci aiuta, ciò che non ci aiuta, ciò che ci viene descritto come qualcosa che ci rende felici, ma in realtà non ci rende felici, ci rende schiavi perché aumenta il nostro desiderio. Quindi diciamo che in realtà saggezza e compassione sono inseparabili, abbiamo bisogno di entrambi. E in questa epoca di difficoltà, degenerazione, è difficile sviluppare la compassione e quindi abbiamo bisogno di più saggezza discriminante. E quindi il mondo in cui viviamo è una preziosa opportunità per sviluppare la saggezza discriminante. Questa è l'essenza di quello che è stato detto finora. Ho provato a riassumere meglio che ho potuto. Secondo il Mahayana, non importa quanto lontani siamo dalle altri esseri, non importa quante sono le difficoltà e le differenze di tradizioni, tutti gli esseri, dobbiamo pensare a tutti gli esseri hanno voglia di essere felici e il desiderio di evitare la sofferenza. Dovunque noi guardiamo ci sono esseri senzienti. In quest'era parliamo di Occidente, Oriente, Occidente. Possiamo conoscere tutto, siamo connessi con tutti e con tutto. Quindi per questo motivo abbiamo più opportunità. Ecco, questo è un punto di vantaggio invece per sviluppare gentilezza amorevole e compassione. Sappiamo delle sofferenze degli animali, per esempio, che vengono sfruttati per un certo tipo di mercato, connessi con il cibo, il bellame, eccetera. E quindi un altro aspetto, a causa della comprensione del progresso tecnologico della scienza, anche questo può essere utilizzato per sviluppare la compassione. Il motivo è, gli psicologi ci dicono, descrivono i meccanismi del funzionamento della mente, i vari sistemi di regolazione emotiva, come funziona l'empatia, la differenza tra empatia e simpatia.
Non solo sono delle emozioni, ma le neuroscienze ci dicono come attivano aree del cervello e circuiti neuronali. Determinate immagini attivano determinate aree del cervello. Tutti questi strumenti possono essere utilizzati per sviluppare in modo diverso rispetto al passato, ma ci permettono comunque di sviluppare maggiore gentilezza, maggiore consapevolezza, maggiore gentilezza, maggiore compassione. Questo va sottolineato. Quindi ci sono, a causa dell'epoca moderna, ci sono dei cambiamenti, ci sono alcune cose che sono degli ostacoli, ma altre cose nuove rispetto a prima che sono dei punti a favore per lo sviluppo della gentilezza amorevole e della compassione. Quindi bisogna usare Prajna, questa saggezza discriminante, per capire dove possiamo effettivamente fare la differenza. Per esempio, usando la tecnologia, noi possiamo, attraverso il cellulare, il computer, eccetera, fare una donazione per un terremoto che è venuto a migliaia di chilometri di distanza. Questa è una grande opportunità che non c'era in passato. E quindi, tenendo conto del fatto che le cose cambiano, e quindi cambia anche il modo di coltivare la gentilezza amorevole e la compassione. Quindi non è tutto negativo, tutto è cambiato. Ci sono un sacco di persone che hanno difficoltà mentali, per esempio, ansia, depressione, un senso di svuotamento, perché molte persone hanno guardato dentro, guardano troppo dentro. Si parla della mindfulness, dei riti di Vipassana e un sacco di interesse nella pratica della meditazione. La meditazione, quasi tutti sanno che cos'è la meditazione, ci sono un sacco di corsi di meditazione dappertutto. Anche il movimento che riguarda il compassion training, la consapevolezza del valore, la compassione dal punto di vista delle neuroscienze. Questo ci dà, ci sono più persone connesse con il training della mente, quindi ci sono più opportunità per sviluppare la pratica e la compassione. Certo, ci sono ostacoli, un sacco di ostacoli, ma ci sono anche un sacco di opportunità. Ci sono un sacco di opportunità. Quindi anche al giorno d'oggi quindi è importante cominciare dalle cose piccole, dice il Karma. Cominciamo da delle cose piccole, da fare piccole azioni. Se non riusciamo a fare nient'altro, spegniamo il cellulare e mettiamolo giù e guardiamo la persona davanti a noi. Le persone guardano il cellulare tutto il tempo oggi e non guardano le persone che hanno di fronte. Guardate la persona davanti a voi, che sia un amico, un parente. Ascoltiamo quello che sta dicendo, quello che ci sta dicendo, che vuole dire. Qual è la situazione reale? Senza dare consigli. Non è importante dare consigli, è importante ascoltare. Spesso le persone non hanno bisogno di ricevere consigli, hanno bisogno di essere ascoltate. E le persone, se passiamo tutto il tempo a guardare il cellulare, questo crea un ulteriore senso di isolamento, pur essendo circondati da altre persone. Chi è che ha creato questo senso di isolamento? Siamo noi che decidiamo di guardare il cellulare oppure possiamo decidere di spegnerlo e prestare attenzione a chi sta attorno a noi.
Per esempio, un esempio pratico, quando le persone ci portano, che ne so, un libro, ci portano il giornale, il latte, la spesa, salutate queste persone, guardatele in faccia queste persone, rendetevi conto che ci sono delle persone che fanno un servizio, sono delle persone. E quindi se facciamo anche cose piccole, molto piccole come queste, cambia il senso della nostra quotidianità. È da lì che parte lo sviluppo della gentilezza amorevole e della compassione. Compassione per gli animali, per esempio. Molte persone hanno più compassione nei confronti degli animali che non nei confronti degli esseri umani, per esempio. Possiamo decidere per un certo periodo, non guardo i telegiornali, non guardo il cellulare, non guardo i media, non cerco di distrarmi attraverso intrattenimenti vari. Spegnere questi device. E guardiamo le cose che facciamo, le cose che sono utili, che sappiamo che ci fanno bene, veramente bene, non le distrazioni. Quindi prima di pensare ai beni di tutti gli esseri, pensiamo in piccolo, pensiamo alle persone attorno a noi. Non siamo in grado in questo momento di pensare a tutti i problemi del mondo, tutti insieme. Proviamo ad aiutare una persona, anche solo una persona. Per esempio i volontari che sono anche qui, oppure se c'è un bambino in difficoltà, un vicino che è in difficoltà, qualcuno che non conosciamo ha perso la direzione, basta dire guardi, si va di qua. È molto semplice. Piccole cose, l'importanza delle piccole cose. Il quarto punto è: abbiamo sofferenza? Sì, ma anche le altre persone hanno una sofferenza. Tutti abbiamo sofferenza. Diamoci il permesso di sentire queste sofferenze. Dobbiamo accettare il nostro dolore, le nostre sofferenze. Ho difficoltà, non dobbiamo vergognarci di avere difficoltà. Tutti abbiamo sofferenza, tutti abbiamo difetti. Non c'è nulla di cui vergognarsi per il fatto che abbiamo dei difetti. Tutti gli esseri hanno dei difetti. Siamo tutti nella stessa barca. Le persone soffrono e noi soffriamo per le stesse cause, delle stesse cose. Quindi questo senso di separazione con il resto dell'umanità si sgretola pensando in questo modo, senza sentirci in colpa o vergognandoci di questo. Senza queste consapevolezze è difficile piantare il seme della compassione e far sì che cresca. Per far crescere una vera compassione bisogna partire da queste piccole cose. Un altro esempio è quello di una pianta che cresce all'aperto e una pianta che cresce nella serra. Le piante che crescono nella serra, tutti lo sappiamo, sono più deboli, non hanno la stessa forza, non hanno la stessa qualità, che sono erbe medicinali, non hanno lo stesso potere di guarigione, e sappiamo queste cose. È difficile coltivare la compassione, ma proprio perché è difficile questa compassione che noi stiamo cercando di generare è più forte, proprio perché
sta nascendo in un terreno difficile. Quindi tornando ai discorsi di Doshin Tiempa, noi abbiamo bisogno di questa saggezza trascendente. I vari punti sono la fede, la compassione, la prajna, prajna e compassione, saggezza discriminante e compassione devono essere praticati contemporaneamente. Questo ha un equivalente anche dal punto di vista del veicolo del mantra segreto, del Vajrayana. Quando nel Mahayana si dice che saggezza e compassione devono essere praticati in modo inseparabili, nel Vajrayana questo equivale a dire che la fase di creazione della divinità, che rappresenta i mezzi abili, deve essere praticata inseparabilmente dalla fase del completamento che rappresenta la vacuità. Questo è importante, questo è molto importante, quindi non importa se noi seguiamo il Mahayana oppure il sentiero del mantra segreto di Vajrayana, in entrambi i casi saggezza e compassione vanno praticate di pari passo, devono essere praticate in modo inseparabile. Nel prezioso ornamento di liberazione si parla di questo, in tantissimi altri testi si parla di questo. Se abbiamo bisogno se noi abbiamo bisogno di volare, allora abbiamo bisogno di due ali. Se vogliamo raggiungere la buddhità, abbiamo bisogno di una saggezza che sia inseparabile dalla compassione e di una compassione che sia inseparabile dalla saggezza, altrimenti non si riuscirà a raggiungere l'illuminazione ultima, il che significa beneficio per noi stessi e beneficio per gli altri. L'altra cosa importante è avere un maestro di riferimento, seguire un maestro. Senza un maestro autentico c'è il rischio di andare fuori strada. E quindi quali sono le caratteristiche di un maestro autentico? Un maestro autentico deve essere un maestro saggio, che conosce gli insegnamenti del Buddha, che li mette in pratica, che li incarna, e deve essere contemporaneamente un maestro gentile, compassionevole. È importante scegliere un buon maestro perché, come detto ieri, se noi andiamo in una zona blu, noi saremo colorati di blu. Se andiamo in una zona rossa, saremo colorati di rosso. Quindi, vivendo vicino, assieme a dei maestri elevati, qualificati, noi spontaneamente assorbiremo le loro qualità e raggiungeremo la meta ultima. Non possiamo andare alla ricerca di una meta se non abbiamo una guida autentica, se la nostra guida non conosce la meta che noi stiamo tentando di raggiungere. Un'altra cosa importante sulla quale riflettere è l'impermanenza di tutte le cose. Non abbiamo tempo infinito. La nostra vita ha una durata limitata e quindi è importante riflettere su che cosa vale veramente la pena. Per esempio, studiare grammatica o altre scienze è una cosa fantastica, ma è molto più importante studiare il Dharma. Studiare il Dharma, incontrare un maestro autentico, chiedere gli insegnamenti, praticare gli insegnamenti attraverso i 3 training, quindi l'ascolto, la riflessione e poi la pratica meditativa in sequenza. Queste sono le cose importanti che tutti i maestri hanno detto. Al Buddha Shakyamuni stesso, ai grandi maestri come Popa, Doshin Khenpa. Abbiamo bisogno di trovare un maestro autentico. Senza un maestro autentico sarà difficile trovare, sperimentare e raggiungere la meta ultima. Abbiamo bisogno dei suoi insegnamenti, abbiamo bisogno delle sue benedizioni, abbiamo bisogno della sua cura. Il sesto punto è quello di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti.
insegnamento di seduzione. Quindi un altro esempio che Karl Mappa fa è quello del medico, dell'ammalato, della medicina. Se noi siamo circondati da medicine, non vuol dire che li guariamo. Noi avremo la possibilità di guarire se avremo la possibilità di un medico autentico, valido, saggio, che riesce a individuare la causa della malattia che abbiamo, la causa di quella malattia e trattarsi per darci le medicine che risolvano le cause della nostra sofferenza e quindi che ci portino alla salute e alla guarigione. Se il medico tuttavia non ci... Dunque, quindi abbiamo bisogno di trovare un maestro autentico. Detto questo, abbiamo bisogno di prendere le medicine, abbiamo bisogno di praticare gli insegnamenti ricevuti, i consigli ricevuti dal spirituale, dalla vita spirituale. Vivere in un luogo circondato di medicine non ci guarisce, quello che ci farà guarire è prendere quella medicina che cura la nostra malattia. Questi sono gli insegnamenti di Sun Khenpa. Quindi i primi tre: fede, compassione. Se non c'è fede, non incontreremo i maestri, non praticheremo gli insegnamenti. Se non abbiamo compassione, quindi abbiamo bisogno di fede, prajna, saggezza, compassione. Senza questi non avremo bodhicitta, che è il fattore essenziale, il germe, il seme che ci porta all'illuminazione. Poi abbiamo bisogno di un maestro che ci guida fino alla meta ultima. Questi sono gli insegnamenti che in breve sono riuscito a trasmettere in questi 4 giorni e vi ringrazio per l'attenzione. Vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso per le imprecisioni, gli errori nella traduzione e le mancanze. Ho provato a tradurre il meglio possibile e a riassumere i punti essenziali. Adesso con gioia passo la parola ad Antonio per le preghiere finali.